Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Allora, siamo qui per cominciare i playoff contro Houston. Siamo i favoriti anche perché siamo la squadra che, come si dice, ha fatto il record in Western Conference. Però scusate perché ho le cuffie della Play, ma è una cosa che devo sistemare. Datemi un secondino. Allora, microfono. No, perché mi sento? Perché mi sento? Scusate, raga, piccolo problema tecnico. Prova, prova, prova. Forse adesso così. No. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cambia un cazzo. Perfetto. Prova, prova. Ciao a tutti, ciao a tutti. No, forse così mi sento. No, non cambia niente, neanche così. Tutto regolarissimo. Boh, non capisco perché mi sembra come di sentirmi. Va bene, andiamo. Simula con Simcast. Non simulate, vabbè. Vai. Vediamo se siamo messi male, partiamo chiaramente più andiamo avanti, nelle finali cominciamo noi. Prima partita la stiamo veramente dominando a Phoenix e si va a vincere, perfetto. Hornacks Johnson tutto regolare. Ok. E la prima la vinciamo. Simula partita, sempre a Phoenix. Questa non la stiamo giocando bene. Vai, perdiamo di 4. Tocca a noi adesso. L'obiettivo è arrivare in finale NBA e battere Chicago, cosa abbastanza impossibile, ma ci proviamo. Mamma mia. Olajuwon Show. Olajuwon Show. Super Olajuwon. Adesso cominciamo con i... Ah, che due coglioni. Vai. Vai Kevinaccio. Bravo. E Luke Longley l'appoggia. Non è ancora finita, Beppe. Non è ancora finita. Sarebbe grave perdere la prima in casa subito. E là, dormiamo qua. Qua si dorme. Qua ci vuole il triplone di Hornacek. Hornacek, non ci credo. Sì, sì, Houston sembra padrone, purtroppo. Houston sembra padrone del gioco. Bravo Kevin. No, incredibile. Basta, con questa ho paura che sia finita la partita. È finita, è finita, è finita, è finita. Bravi. Però scusate ragazzi, devo sistemare perché non mi dà fastidio. Datemi un attimo. Comunque già 1-1. Ok raga, un po' sistemato, ma neanche troppo sinceramente, quindi vabbè, andiamo avanti. 1-1, non ci voleva. Vai, simuliamo le partite, simuliamo tutto. Siamo a Houston adesso. Siamo a Houston e so cazzi. E non riesco più a tirare da 3, purtroppo. Siamo molto vicini. 95, 97. Crisi nera per il Kuma. Vai. No. Andiamo, sono 6 e 4 punti di vantaggio. Che non riusciamo più a tirare i triploni, cazzo. Charles. Vai Charles. Barkley contro tutti. Vai Barkley.
E Barkley si invola. Grande Charles. Bella sfida con Houston di Olajuwon. Mamma mia, Olajuwon è immarcabile, ragazzi. Immarcabile Olajuwon. Hornacek. Arriverà una tripla? Longley. Longley lotta. E Longley sbaglia. Mentre Olajuwon è una bestia. Calma, raga. Pink Floyd, ragazzi. Pink Floyd. Vai. Calma. Kevin Johnson. Hornacek. Mamma mia, fioi. Meyerly. Niente, non ne metto più una, ragazzi. Situazione disperata. Meno male che Houston sbaglia. Vai, Kevin Johnson. Ancora niente da fare. Errori su errori. E Houston pareggia meritatamente. Raga, so cazzi adesso, eh? Kevin Johnson. E finalmente ne mettiamo uno. Finalmente ne piazziamo uno. 79. Posto di Longley. Mettiamo West. Johnson però è stanco. Dai, rischiamola. Non è il momento di rischiare, però voglio gente non stanca. La forza di una squadra si vede anche dalla panchina. Attenti, raga. Godo. Godo. Bravi, ragazzi. Andiamo. 1:43. Meyerly. Hornacek. Più sveglia, però non riusciamo a sfondare. Hornacek finalmente, solo rete per Jeff Hornacek. Mamma mia. Importantissima sta tripla di Hornacek, fondamentale oserei dire. Ragazzi, dai. Olajuwon, ragazzi, un fenomeno. Sprewell. Bravo Sprewell, grandissimo. Bravo Sprewell. Bravo Meyerly. West e la appoggia a canestro. Dai che la stiamo portando a casa, 7 punti di vantaggio, raga. Non sono pochi a 43 secondi dalla fine. Stavolta la sbaglio Olajuwon. Sprewell.
Hornacek. Hornacek. Solo rete per Jeff Hornacek. Più 10 è fatta, ragazzi, dai. I tifosi di Houston in silenzio adesso. Ma cosa si è inventato Pink Floyd, ragazzi? Cosa si è inventato Pink Floyd? Grande Charles. Super Fanta Charles. Primo libero sbagliato dalla linea della carità. E il secondo va a bravo Charles. Houston va di time out. Non ci credo, dormita generale. Vabbè, è finita comunque, dai. Fallo, ma dai. Ridicolo sto fallo su Butler. Il primo va. Il secondo va. E il terzo va. Ma dai, ma cosa mi fanno fallo? Che hanno... Beh, insomma, in realtà non è finitissima, eh. Sprewell, no, zio Ken. Ti prego, Sprewell. Ok. È che è finita. Yes. Vinciamo la grande gara 3. L'abbiamo un po' rischiata, ma la portiamo a casa. Buono, buono, buono. Esci. Esci dal gioco. Boh. Allora, simula partita e vediamo se riusciamo a portarla a casa. 4 maggio 93. Finora è un dominio a Houston. Insomma, neanche tanto. 10 punti di vantaggio. Sempre 10. 7 punti. Attenzione. E passiamo il turno, ragazzi. Attenzione incredibile. MJ esce contro i bad boy di Detroit. Mamma mia, clamoroso, ragazzi. Chicago esce al primo turno. Crisi nera per i Chicago Bulls. E godo. Ok, siamo Phoenix, Portland, Seattle, Supersonics, Sacramento. Dall'altra parte, Cleveland, Detroit, Charlotte, Orlando. Siamo contro i Trailblazers. Ok, simula con Simcast. Ok. Parziale di 7-0. Scusate un po' di raffreddore. E giù. My God. Stiamo un po' soffrendo. Hai 8 punti. Gioca. 4 di svantaggio. Vai. No. Mamma mia, che brutti liberi. Almeno uno entra, dai. Sì, ma non possiamo perdere però Phoenix la prima. Comunque l'eliminazione di Chicago può dare veramente un'occasione a chiunque. Ecco. Purtroppo Portland la mette. Phoenix è una delle favoritissime adesso, però non possiamo sbagliare. Kevin Johnson, Barkley, gol di Charles, classico gol barclayano. Non capisco perché non è cambiato il campo con il sole come la maglia, però ecco, cagatissima. No. No, non perde, l'ha persa.
E mo so cazzi. E mo so cazzi. Bravo Meyerly. Kevin. Dai Longley, bravo. E vai Lunetta con il tiro libero supplementare. Cosa ha fatto Luke, signori? Si incazza Drexler. Libero però di merda. Recupera Barkley. No. Barkley bravissimo. Grande Charles. Super Charles, signori, Super Charles. No, da solo. Pesante questa di Drexler. O Draxler, lasciamo la scelta. Meyerly. No, con questa abbiamo perso. Tiro sbagliatissimo. Brutti errori. No, in faccia e la sbaglia per fortuna. Vai Meyerly. Non ci credo. Meyerly la recupera. Hornacek, ti prego. Non ne metto più una però, Male, purtroppo. Cinque di svantaggio. Sto sbagliando tanto. Sento un po' la pressione perché in Chicago anche è uscita Barkley. Ci prova. Bravo Charles. Subito, punto veloce. Canestro veloce, dai. Sfida dura con Portland. E possiamo andare? Ok, vediamo se c'è qualche cambio da poter fare. Longley è finito. West. Johnson è finito. Sprewell. Hornacek lo teniamo. Anche Barkley è finito. Dumas, vai. La rischiamo, siamo proprio stanchi, siamo. No, guarda come entra facile. È entrato facile purtroppo. Raga, è ufficiale, siamo in difficoltà. Dai però. Adesso rischiare il tiro da 3 non lo so sinceramente. Sprewell. Bravo Sprewell, bravissimo. Dai, giochiamo facile. Sì, ma se no puoi fare un cazzo di timeout al secondo però. Che tensione Beppe. Siamo a 15 minuti più 18 minuti, dai, siamo tranquilli. E Beppe, possiamo andare? ...109 Portland, 105 Phoenix. No, addirittura la tripla no però. 1,24 alla fine. Niente.
Non ne va una purtroppo. Purtroppo Portland non sbaglia un colpo. Non sarà facile. Se magari ci fate giocare, però non sarebbe neanche male, grazie. Dai. Bravissimo Dumas. Questo è un gran canestro. Questo è un gran canestro. Dai, un errore, un errore. Stoppata mostruosa, ma non serve a nulla. Non serve a niente, palla sempre ai Blazers. Hornacek. Vabbè, ma hanno anche culo però, Mamma mia, raga. Hornacek, bisogna provare la tripla. È impossibile. Ma West la recupera di cuore. West di cuore. West di cuore. Che cuore sti Phoenix Suns, ragazzi. Perché non ne sbaglia una Portland, purtroppo. No, non può metterla così. E la pagherà sto errore. Bravissimi. Mamma, cosa ha messo? 2 punti. Raga, la vedo duretta, la vedo dura, però proviamoci. Sarebbe bello, raga, sarebbe bello. Madonna, sti cazzo di timeout buggati. Allora, vediamo. Barkley è in recupero. Miley, Kevin Johnson. Vai. 20 secondi. Non devono sbagliare, sarà durissima, ma devono sbagliare un tiro libero. Almeno uno sbaglio, ti prego. Niente. Niente da fare, purtroppo. 2 su 2. Adesso devo fare un tiro da 3 e pregare. Non ho altre chance. Non capisco sti timeout buggati così, sinceramente. Ecco, solo quando fai simulazione. Dai, cazzo! Avrei voglia di giocare, avrei voglia di giocare. Andiamo così e basta. Dai. Adesso palla a Jeff. Niente. Basta, finita. Finita. Affanculo. Finita purtroppo. Perdiamo male gara 1, Vediamo se riusciamo a vincere gara 2, speriamo. Per il momento siamo sempre in vantaggio. Siamo abbastanza in controllo. Ok, vinciamo gara 2. Siamo a Portland. Siamo a Portland. Siamo là. Siamo a Portland e siamo là. I coglioni, siamo là. 92-94.
Niente, vince Portland. Porca. Raga, stiamo rischiando di uscire. Purtroppo stiamo rischiando di uscire. A questo punto ci becchiamo al prossimo video per capire se riusciamo ad andare alle finali di conference, ma sarà durissima. Raga, un saluto dal comandone veneziano. Ciao!